È di certo un'alleanza politica siciliana atipica, quella tra il Movimento per le Autonomie e Grande Sud. I due partiti sono avversari alla regione, ma governano insieme alla provincia regionale di Agrigento. Sia Raffaele Lombardo che Eugenio Dorsi sono dello stesso schieramento politico, ovvero dell'MPA. Il deputato regionale di Grande Sud, Michele Cimino, ha aderito al progetto di rilancio del territorio della provincia di Agrigento con l'ingresso nella giunta Dorsi. Recentemente Cimino ha partecipato ad una conferenza stampa alla provincia a fianco del presidente dell'MPA ed ha speso anche parole di elogio nei confronti di Dorsi per l'impegno profuso in questi anni di amministrazione. Ma Cimino ribadisce la sua opposizione al governo lombardo. In questo attuale governo abbiamo finalmente la Lega Nord che è all'opposizione, che ha sempre lavorato contro la Sicilia, e abbiamo invece il ministro della coesione territoriale, il professore Barca, che era il dirigente generale di Gianfranco Miccichè, vice ministro allo sviluppo economico, ministro dello sviluppo economico, e poi anche con un rapporto molto forte quando Gianfranco Miccichè era sottosegretario al CIPE. Quindi penso che questo progetto e questa filiera di iniziative politiche che abbiamo fatto negli anni, oggi più che mai troverà piena attuazione.